Io mi candido con l'ambizione di dare finalmente una svolta positiva ad una regione già bellissima che vorrei rendere ancora più bella. Dopo 25 anni ininterrottamente di Lega e di un'opposizione che è sempre la stessa, noi finalmente abbiamo un progetto alternativo. Italia Viva ha deciso, prima di prendere questa importante strada, di raccogliere anche le istanze delle amiche e degli amici. Oggi ci sono con noi i socialisti, si aggregheranno altre liste civiche, altre forze politiche nei prossimi giorni. Noi ci rivolgiamo a tutti gli elettori del Veneto, quelli che sono stanchi appunto di un'opposizione che è sempre la stessa e di un governo che non è cambiato in questi 25 anni. Ci sono molte persone che non hanno avuto risposta in questi anni, quindi c'è un elettorato moderato, democratico, liberale che sicuramente ha bisogno di risposte diverse e noi saremo quella risposta. Ma noi pensiamo che proprio perché siamo un progetto alternativo che non vuole avere barriere ideologiche, che si rivolge a tutti i cittadini veneti senza distinzione, senza colore politico, credo invece che questa sia la strada per rispondere a quelle istanze del territorio, alle famiglie venete che in questi anni non hanno avuto risposta. Non ho uno slogan pronto, ho però la forza del coraggio, della passione e soprattutto insieme a me c'è una bellissima squadra di donne e uomini e permettetemi di dire sono l'unica donna candidata in questa regione. La scelta di Daniela Sbrollini come candidata alla presidenza della Regione Veneto non è una scelta solamente sostenuta da Italia Viva e dal Partito Socialista, ma io credo che sia la scelta giusta per far sì che questa regione finalmente ricominci a camminare, ricominci a crescere, valorizzando innanzitutto il ruolo femminile che Daniela ha sempre fortemente sostenuto, non è semplicemente una rappresentante, lo ha sempre difeso, promosso e incentivato. E poi c'è un tema di società, di relazioni di umanità. Noi come Italia Viva abbiamo voluto offrire al Paese una visione nuova, l'investimento nelle famiglie, l'investimento nella natalità, investire nei giovani e nel lavoro femminile. Ecco, Daniela rappresenta esattamente la possibilità per questa regione di essere per l'Italia un baluardo, una sentinella che porta avanti questo progetto. Ma se c'è qualcuno che dice che Zaia così perde, se stavamo insieme, perdeva le elezioni, mi sembra che non abbia cognizione della realtà. C'è bisogno di costruire un'alternativa seria e Daniela Sbrollini la può fornire. Abbiamo proposto di fare una coalizione che tenga conto anche di un'esigenza di guardare con maggior fiducia e con maggior speranza, dare una spinta forte a questa regione. Mettiamo in campo una donna, cosa che gli altri partiti non fanno. Lo facciamo con la coerenza e la capacità di sapere che la politica richiede anche qualche sfida. Ecco, questa noi la vogliamo correre fino in fondo. Il Partito Democratico mi sembra che non abbia voluto cogliere nessuna sfida e si sia accomodato su una candidatura che è tutta piegata a sinistra.